I deputati nazionali del Partito Democratico Angelo Capodicasa e Maria Iacono presentano un emendamento per prorogare di un anno i termini di scadenza ai precari. Mancherebbe però la copertura finanziaria. Dario Piparo. Ha subito dei rallentamenti. Si chiama Diario in Camera. È l'agenda che Angelo Capodicasa, deputato alla Camera del PD, aggiorna sul suo profilo Facebook. Che dirvi, non siamo contenti per come si sta evolvendo la discussione in commissione sui precari. Così esordisce nell'ultimo stato, che rimanda al subemendamento presentato da Capodicasa stesso e Maria Iacono. Anche quest'ultima, e sempre su Facebook, si è espressa in merito, utilizzando però toni più ottimistici e termini quali augurio, soddisfazione e impegno costante. Ma il vocabolo che in queste ore rimane più rilevante è soltanto uno: proroga. Il decreto D'Alia, l'ormai famigerato decreto legge 101, presuppone al suo interno un termine che scade il prossimo 31 dicembre. Verrà fatta una cernita di quei comuni in grado di stabilizzare i precari e comporre le liste regionali. Per gli altri, invece, quelli sforanti il patto di stabilità, la proroga dei contratti dei precari decadrebbe. Il rischio intercorre per i lavoratori di grossi centri come Trapani, Messina, Ragusa, oltre a quelli di altri 50 enti comunali sparsi in tutta la Sicilia. La proposta dei due democratici agrigentini è la seguente: rimandare il termine di un anno al 31 dicembre 2014. L'atteggiamento scoraggiato di Capodicasa si esemplifica nelle dichiarazioni di Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio alla Camera. La richiesta è improponibile per carenze di compensazione. Tradotto, mancano i soldi a copertura. Quasi un'insinuazione, secondo Capodicasa, come se loro, i proponenti, non avessero previsto a priori la copertura del loro emendamento, copertura tra l'altro inesistente, sempre secondo Capodicasa, perché il subemendamento non presuppone spesa. Poi conclude con un non facciamoci la testa prima che si rompa. Il dialogo prosegue in vista di un'intermediazione atta a trovare una soluzione pragmatica. La giornata di oggi, in questo senso, sarà fondamentale.